Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Nello scorso video abbiamo parlato dell'Empire State Building, lo potete trovare sempre qui nelle schede. Oggi invece parleremo di un argomento un po' spinoso secondo me, di Santa Maria del Fiore, ovvero il Duomo di Firenze. È un'opera pesante di cui trattare perché è piena di particolari, piena di dettagli, tutti molto utili, fondamentali a mio parere. Quindi per fare questo video ho scelto io delle parti che mi sembravano più interessanti, alcune magari meno conosciute, altre non è che io non le conosca o non ne voglia parlare, che semplicemente siamo in un video di 5 minuti, poi penso che ci siano molti documentari in merito per esempio alla cupola, in merito per esempio alla figura di Filippo Brunelleschi, oppure di tante altre tematiche molto approfondite di cui io oggi non tratterò. Santa Maria del Fiore sorge dove si trovava un'ancora più antica cattedrale di Firenze, ovvero Santa Reparata, una chiesa che a fine 200 risultava particolarmente danneggiata, vecchia e decadente. Quindi il governo cittadino nel 1294 decise di distruggere Santa Reparata e costruire il nuovo Duomo di Firenze. E per questo incarico fu incaricato appunto Arnolfo di Cambio. La chiesa fu poi completata nel 1471 col completamento della cupola. In questo lasso di tempo fu costruito il campanile sotto disegno di Giotto, poi ci fu la questione della cupola, poi risolta da Filippo Brunelleschi, che è alla fine il progetto che si vede tutt'oggi, che non è soltanto un grandissimo esempio di architettura rinascimentale italiana, ma anche un grandissimo esempio di ingegneria che tutt'oggi è sbalorditivo. Infatti è ancora oggi la cupola in muratura più grande del mondo, con ben 45,5 metri di diametro, che la rende la cupola anche più grande d'Italia, perché è anche più grande della cupola di San Pietro. La facciata fu poi completata soltanto nel 1887, perché dal periodo di completamento della chiesa e della cupola fino al 1887 aveva una facciata ben più spoglia, comune anche a molte altre chiese, come anche San Lorenzo sempre a Firenze, quindi una facciata spoglia con pochi elementi distintivi, come potete vedere adesso dalle immagini, che poi venne risolta con uno stile neogotico anche molto discusso. Erano state progettate due versioni per la facciata, una che è quella attuale e un'altra invece con ghinberghe nella parte sommitale. Sto parlando dei triangoli che si vedono anche nel Duomo di Siena, per intenderci. L'interno non è particolarmente decorato, si presenta particolarmente semplice rispetto ad altre chiese del periodo, e l'unica parte particolarmente appunto decorata è un grandissimo affresco, il più grande che si possa trovare al mondo, che è quello che appunto decora la calotta interna della cupola, che alla fine non è la cupola esterna ma serve una seconda interna. Perché? Perché come avviene nella maggior parte delle cupole ci sono due calotte, una più interna che regge il peso e da cui ci sono gli affreschi, i mosaici nel caso di San Pietro o qualunque altra cosa di decorativo, e quella invece più esterna che fa da tetto, diciamo, e dal prospetto esterno. Tra le due calotte, come anche nella cupola di San Pietro, come in tantissime altre cupole, c'è la possibilità di arrivare fino alla lanterna. Che siano praticabili e visitabili, penso che siano le uniche in Italia, San Pietro e il Santa Maria del Fiore, anche se San Pietro non sarebbe Italia ma sarebbe lo Stato Vaticano, quindi solo una in Italia potrebbe essere visitabile, ovvero quella di Santa Maria del Fiore. L'interno però, seppur semplice, è veramente molto ampio e spazioso. Infatti, lungo 153 metri e largo 38 e alto ben 45 metri nella navata principale, è uno degli spazi più ampi e più vuoti presenti in varie soluzioni di chiese. Si pensa addirittura che la navata più alta, ovvero quella di 45 metri, è soltanto più bassa di 3 metri della cattedrale di Beauvais. Non avrò sicuramente ammazzato il nome, però qua vi comparirà l'immagine di questa cattedrale, che è la più alta mai raggiunto dal gotico francese, così alta che ebbe anche dei problemi strutturali. La differenza è che il gotico alla francese o anche all'inglese, oppure il Duomo di Milano, consente di aprire finestre ben più ampie perché alleggerisce le pareti laterali, mentre nel caso del Duomo di Firenze hanno scelto di, e non so ovviamente se fosse stata una loro scelta intenzionale o legata alle loro competenze o meno, ma comunque risulta che ci sono pareti ben più grosse
con meno finestre, però uno spazio interno ben più libero di colonne e che risulta quindi molto più spazioso. Detto questo, senz'altro è una delle chiese più importanti per il nostro paese e anche una di quelle che riconoscono di più all'estero. Divenne anche molto famosa a suo tempo, infatti venne ritratta in alcuni quadri, se non diventò un esempio, quindi anche un modello, come accade in molti casi di architettura, che c'è il monumento famoso e dopo quello diventa il modello per molti altri. Questa a sua volta divenne un modello per altre chiese che state vedendo adesso. Ritorneremo mercoledì con un prossimo video e se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, solite cose, condividete e tanto va bene tutto, passo e chiudo.